In doppia veste di ministro dell'Interno e di leader dell'area popolare, Angelino Alfano ha iniziato da Treviso la giornata a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Veneto, Flavio Tosi. Questione profughi in primo piano. O l'Europa si dà una svegliata oppure finirà per non trovarsi più dietro di sé i popoli europei. Sull'immigrazione l'Europa sia solidale oppure tutti diranno che non c'è l'Europa. Noi faremo fino in fondo la nostra battaglia per fare cadere il principio del regolamento di Dublino che prevede che tutto il peso sia sui paesi di primo ingresso e speriamo di ottenere un successo. Noi siamo convinti che questa sia una sfida decisiva per l'Europa oltre che per l'Italia, perché o l'Europa riuscirà a dimostrare di essere responsabile e solidale oppure tutti diranno che l'Europa non c'è proprio. Come si fa a capire che tra i profughi non ci siano terroristi? Fin qui noi abbiamo fatto un'azione di intelligence e un'azione molto forte di prevenzione, buttando fuori dal nostro paese oltre 30 persone che venivano sospettate di radicalismo. Abbiamo un'azione della nostra intelligence e delle forze dell'ordine che punta dritta a identificare in anticipo i possibili rischi e fin qui il sistema ha funzionato. Il ministro ha confermato l'assunzione di 2.500 agenti carabinieri e finanzieri, ha ricordato lo sblocco del turnover oltre il 55%, lo sblocco degli aumenti degli stipendi alle forze di polizia e l'investimento di 700 milioni di euro per la sicurezza. Ha anche annunciato un nuovo disegno di legge che prevede l'inasprimento delle pene per chi ruba e rapina, nuove norme contro l'accattonaggio e la gestione dei cortei nei centri storici delle città. In qualità di leader di area popolare ha evidenziato come dalle regionali parta la formazione di una nuova area moderata. Dalle regionali parte un progetto nazionale di area popolare, e cioè l'ambizione di costruire tra Renzi e Salvini un grande movimento politico, un polo moderato, riformatore e popolare capace di sfidare la sinistra al ballottaggio con il sistema della nuova legge elettorale. In questo nuovo centrodestra che ruolo avrà Forza Italia, visto che Berlusconi ha lanciato una nuova casa dei moderati? Il presidente Berlusconi ha avuto la grande occasione di federare tutti e poi ha rovinato tutto. Oggi credo che la sua partita non sia più quella di una volta, perché una volta giocava per la Coppa, per sollevare la Coppa arrivando primo, e il Popolo e la Libertà, il nostro partito, era primo. Oggi fa la gara con Salvini per la finalina del terzo e quarto posto e trova tempo per accusare noi. È un finale di partita veramente triste. In alcune regioni siete ancora alleati con Forza Italia. E questo per una ragione di coerenza rispetto a tutto il nostro progetto.